nel pomeriggio a Cairano San Marco, nello scontro tra un'auto e uno scooter ha perso la vita un 45enne del posto, in sella al ciclomotore. In ospedale la donna alla guida della vettura, si tratta del terzo centauro morto in pochi giorni. La strage dei ragazzi a Jesolo, oggi davanti al GIP il giovane romeno accusato di aver speronato l'auto dei 5, il 26enne conferma la sua versione, non mi sono accorto che la vettura fosse finita nel canale, confermati i domiciliari. E domani alle 10 il funerale unico per i 4 ragazzi nel campo sportivo di Musile, previste migliaia di persone, Antenne 3 seguirà in diretta tutta la cerimonia. In tribunale questa mattina Omar Farouk, l'imam accusato di maltrattamenti e violenza ai danni di bambini che andavano alla moschea di Pieve di Soligo, davanti al GIP l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Insospettabile, 19enne arrestato dai carabinieri perché tra l'Asolana e la Castellana aveva messo in piedi un vasto giro di spaccio. Oggi il Tribunale di Treviso ha messo la parola fine ad una vicenda che andava avanti da 20 anni, quella degli indennizzi per gli espropri dei cittadini di Soligo e Cal San Martino, annullato il pignoramento dei conti del comune di Farra. L'Università di Padova conferma la volontà di voler continuare ad investire sulla città di Treviso, portando qui i 6 anni di corso di laurea in medicina e chirurgia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai titoli, si tratta dell'ennesimo incidente stradale sulle nostre strade, è un luglio davvero tragico, questo pomeriggio l'ennesima vittima, ancora una volta un motociclista, il terzo in poco più di una settimana, si tratta di un 46enne deceduto a Cairano San Marco. Un cuoco 45enne di Cairano San Marco, Andrea Guizzo, ha perso la vita nel pomeriggio poco lontano da casa nello scontro tra il suo scooter e un'auto. È il terzo motociclista morto in 8 giorni. Proprio domani sono fissati i funerali del 54enne Walter Ross, deceduto sulla Treviso Mare il 9 luglio, e del 39enne di origini brasiliani Eder Lucio Zuanazzi, padre di 3 figli, morto invece a Chiarano il 12 di luglio. L'incidente è costato la vita a Guizzo intorno alle 16, lungo via San Marco. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Castelfranco, intervenuta sul posto con carabinieri, su M118 e vigili del fuoco, l'auto, una Fiat Idea condotta da una donna, nello svoltare in via Val di Rovere avrebbe mancato la precedenza allo scooter che procedeva in direzione Montebelluna. Violento l'impatto, con il 45enne sbalzato sull'asfalto e morto praticamente sul colpo. Sul luogo dell'ennesimo dramma della strada anche il sindaco di Cairano, che sottolinea come sia il primo grave sinistro accaduto in questo punto. Che sappia io è la prima volta, magari sono altri incidenti di altre entità, probabilmente sono anche successi, però così un incidente mortale mi sembra sia la prima volta. Adesso mi informerò, anche perché dico è una cosa molto triste. Il sindaco si è recato poi a casa della vittima per portare insieme alle forze dell'ordine la dolorosa notizia. La conducente dell'auto è stata ricoverata in ospedale sotto shock. La morte di Guizzo aggrava il bilancio di un luglio tragico, soprattutto per ciclisti e motociclisti. E adesso la strage dei 4 ragazzi a Jesolo sabato notte, perché oggi si è presentato davanti al GIP il giovane romeno accusato di aver urtato l'auto delle 4 vittime facendola finire nel canale. Confermati per lui gli arresti domiciliari. Arresti domiciliari confermati dal GIP di Venezia, massimo vicinanza per Alin Marinica, il 26enne romeno accusato di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso per la morte a Jesolo di Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuzzo. Questa mattina in tribunale, nel corso dell'udienza di convalida, il 26enne ha risposto alle domande del GIP, confermando quanto dichiarato fin da domenica mattina, quando le forze dell'ordine hanno bussato alla sua porta. Il sorpasso, l'urto con la Ford dei ragazzi, un piccolo colpo, dice, tanto da aver pensato al massimo a uno scontro tra specchietti. Assistito dall'avvocato Rodolfo Marigonda, Marinica ha chiesto di poter lasciare l'abitazione per andare al lavoro, ma la richiesta è stata rigettata. La difesa ha nominato l'ingegnere Davide Pavon di Mestre come perito di parte nella ricostruzione della dinamica del sinistro disposta dalla procura, che ha nominato come proprio consulente l'ingegner Mario Piacenti. Si sono affidati a periti di parte anche la famiglia di Laugeni e la fidanzata Giorgia Diral, unica sopravvissuta. Si valuteranno l'urto, la velocità dei mezzi, le deformazioni riportate dalle 2 auto. Per l'indagato, la Ford Fiesta dei giovani avrebbe compiuto il primo sorpasso, superando 2 vetture che la precedevano. Lui, al volante della Golf, avrebbe a sua volta superato tutti, ma nel rientrare avrebbe stretto troppo, urtando l'auto, che ha poi finito per ribaltarsi nel canale e trasformarsi così in una trappola mortale.
mortale. La perizia dovrà essere depositata entro 70 giorni, ogni cosa sarà vagliata con la massima attenzione. Al giovane elettricista vengono contestati 2 pesantissimi reati, per i quali rischia fino a 10 anni di carcere. Di contro c'è l'esigenza di giustizia invocata dalle famiglie dei giovani. Io sto pensando solo a mia figlia e soprattutto sto pensando a quei 4 figli che mi mancano, che ce li avevo la sabato mattina tutto il giorno e che una parte di loro e adesso non ci sono più. Poi quello che ne sarà di quel personaggio là ci penserà la giustizia, spero, mi auguro. E intanto domani mattina allo stadio di Musile i funerali dei 4 ragazzi, l'impianto è stato predisposto per accogliere le famiglie e le tante persone previste. Sempre domani sarà lutto cittadino in 4 comuni. Al campo sportivo di Musile di Piave si lavora senza sosta. È qui che in migliaia domani mattina alle 10 daranno l'ultimo saluto ai 4 ragazzi morti sabato sera a Jesolo. 4 anche i comuni che hanno proclamato per domani, in concomitanza con i funerali, il lutto cittadino. Musile, San Donà, Jesolo e Noventa, issando bandiera a mezz'asta sugli edifici pubblici e invitando cittadini e attività commerciali a partecipare al dolore che ha colpito le famiglie e l'intero territorio. San Donà, dove abitava Riccardo Laugeni, ricorda nell'ordinanza anche l'altro giovane morto sabato, l'infermiere 28enne Brian Merletti. A Musile domani il dolore sarà palpabile. Anche Giorgia Dirà, l'unica sopravvissuta, ha fatto sapere di voler esserci per stare accanto fino all'ultimo, proprio al suo Riccardo. Abbiamo per fortuna l'aiuto di numerosi volontari che daranno le indicazioni alle persone in maniera che tutto avvenga nella massima sicurezza e nella massima tranquillità. Ci sarà un accesso dietro qui dagli spogliatoi per i feretri e per i familiari stretti e per le autorità che intenderanno partecipare alla cerimonia, mentre il pubblico potrà accedere dal cancello centrale lì dalle tribune, e poi ci sarà anche una parte dove si potrà stare in piedi ad assistere al funerale. Tra le autorità ha annunciato la sua presenza il presidente del Veneto Luca Zaia. Di fronte alla previsione di migliaia di persone si cercherà innanzitutto di rispettare le famiglie e il loro bisogno di raccogliersi attorno ai figli che hanno perso. Sappiamo che parteciperanno numerose persone, io stessa stamattina sono stata contattata veramente da tantissimi che vogliono partecipare, però è chiaro che i genitori, i familiari sono quelli che devono stare in una posizione più vicina e anche un po' intima. Chi può, suggerisce il sindaco, raggiunga a piedi lo stadio comunale. Per gli altri l'amministrazione ha predisposto, oltre a quello dell'impianto, 2 parcheggi supplementari. Per i colleghi di 2 dei ragazzi l'outlet di Noventa ha organizzato dei bus navetta. I cancelli apriranno alle 9 per il pubblico, quindi fin dalle 9 è possibile accedere allo stadio e è preferibile senz'altro arrivare per tempo e insomma scaglionare un pochino gli arrivi quantomeno. E domani Antena 3 seguirà in diretta il giorno del dolore di Musile di Piave con una diretta della cerimonia funebre allo stadio cittadino. Appuntamento dalle 9:45 sulla nostra emittente. Voltiamo pagina. Omar Farouk, l'imam accusato di maltrattamenti e violenze ai danni di bambini che andavano alla moschea di Pieve di Soligo per imparare il Corano, si è presentato in aula del Tribunale di Treviso ma non ha risposto alle domande del GIP. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Omar Farouk, l'imam di Pieve di Soligo, accusato di maltrattamenti e violenze ai danni dei bambini che andavano a imparare il Corano in via Schiratti. Particolarmente turbato e assistito dall'avvocato Roberto Baglioni, è uscito dall'aula con le lacrime al volto. Non ha voluto rispondere al giudice delle indagini preliminari e ai giornalisti che erano in attesa all'esterno dell'aula di tribunale. Il viso, travisato da un cappellino rosso, nascondeva le lacrime. Accompagnato da un amico, ha subito lasciato il palazzo di giustizia per evitare di rispondere alle domande. Una strategia messa in piedi dal suo legale, prima di avviare successivamente alla ringa difensiva che si concentrerà sulle immagini registrate dai carabinieri di Vittorio Veneto. Filmati che avrebbero documentato i momenti più drammatici avvenuti all'interno del centro culturale. Quindi i presunti schiaffi e l'utilizzo di una mazza per terrorizzare i bambini.
Racconti confermati dalle insegnanti dei bimbi che avrebbero raccontato cosa accadeva nella piccola moschea, denunciando tutto agli investigatori, in alcuni casi anche contro il volere delle famiglie dei ragazzi maltrattati che non si sarebbero presentati dai carabinieri. All'esito della visione delle immagini che a quanto mi dice la cancelleria saranno disponibili a partire da lunedì, poi valuteremo se richiedere un interrogatorio al pubblico ministero per chiarire la posizione del signor Farouk rispetto ai fatti contestati. Per l'imam vige il divieto di dimora nella provincia di Treviso, applicato subito dopo essere stato fermato dai carabinieri. Incensurato e in attesa di diventare padre per la terza volta, ha sempre risposto dichiarandosi innocente. Analoghe parole pronunciate dalla comunità bengalese residente a Pieve di Soligo, come dal suo vice alla moschea che lo ha sempre difeso. E in attesa di visionare le immagini l'avvocato così risponde. Si potrà valutare un'eventuale richiesta di riesame nei termini di legge o eventualmente più avanti una richiesta di modifica. Poi non abbiamo ancora parlato di questo, insomma. Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri perché tra l'Asolano e la Castellana aveva messo in piedi un vasto giro di spaccio di droga. 19 anni appena, diplomato lo scorso anno, incensurato e in teoria in cerca di lavoro. Fatto salvo che i carabinieri del nucleo operativo di Castelfranco Veneto e quelli della compagnia di Asolo lo hanno arrestato a San Zenone degli Ezzelini perché tra quella che aveva addosso e quella che teneva in un appartamento era in possesso di mezzo chilo di marijuana già suddivisa in sacchetti da 50 e 100 grammi, pronta dunque per essere spacciata. Oltre a 1.000 euro in contanti, inevitabilmente provento dello spaccio, visto che un'occupazione il ragazzo non ce l'ha. Ad arrestarlo dopo un'indagine approfondita, investigatori sia in borghese che in divisa, secondo i quali, stando anche alla cifra sequestrata al ragazzo, il giovane aveva un vasto giro di clienti, in particolare nella zona tra l'Asolano e la Castellana. Oggi il Tribunale di Treviso ha messo la parola fine ad una vicenda che andava avanti ormai da 20 anni, quella degli indennizzi per gli espropri dei cittadini di Soligo e Col San Martino, ha annullato il pignoramento dei conti del comune di Farra. È meglio una transazione magra che una sentenza grassa. L'avvocato Primo Michelan, legale degli espropriati delle aree PIP di Soligo e Col San Martino, sintetizza così l'accordo raggiunto con l'amministrazione di Farra e sancito dalla decisione del Tribunale di Treviso che ha annullato il pignoramento dei conti comunali. La stretta di mano fuori dal Palazzo di Giustizia mette la parola fine ad una vicenda iniziata nel 1999 quando una quarantina di residenti venne espropriata per la realizzazione delle zone industriali. Dopo 20 anni, 3 sentenze del TAR che diedero ragione ai cittadini e i conti del municipio bloccati, ora il comune di Farra può tirare un sospiro di sollievo. Oggi finalmente abbiamo un conto corrente libero e abbiamo la disponibilità di poter pagare 8 mesi di mancati pagamenti. E finalmente, a seguito dell'apertura del sindaco attuale, è stato possibile raggiungere un accordo con quasi integrale pagamento del credito. Sin da quando mi sono insediato, spiega il primo cittadino di Farra, mi sono impegnato per mettere fine alla querela incontrando più volte i cittadini. Sono state, spiega, settimane impegnative di confronto, ma finalmente siamo arrivati ad un risultato. Abbiamo promesso tempi certi per liquidare una somma convenuta e di chiudere un contenzioso rapidamente, contenzioso che pendeva da 20 anni. Il Comune ha garantito l'erogazione della cifra complessiva concordata in fase di trattativa. Ci sarà una rateizzazione e ci sarà uno sconto. È una cifra sicuramente importante, stiamo ancora conducendo una trattativa e sono molto fiducioso di portare a casa il risultato. Farra può così guardare positivamente ai progetti futuri che coinvolgeranno il territorio dopo il riconoscimento delle colline del Prosecco patrimonio UNESCO. È chiaro che avere un comune, tra virgolette, zoppo non giovava a nessuno, però insomma siamo fiduciosi, abbiamo avuto la candidatura UNESCO, mettiamo fine a un'avvertenza di 20 anni. L'Università di Padova conferma la volontà di voler continuare ad investire sulla città di Treviso, portando qui i 6 anni di corso di laurea in medicina e chirurgia.
È un momento propizio perché c'è molta sinergia sia con il territorio che con l'università, quindi università e territorio stanno collaborando a questo progetto. Il progetto di cui parla Daniela Mapelli, prorettrice alla didattica dell'Università di Padova, è quello di portare il corso completo di medicina e chirurgia a Treviso. L'iter è già iniziato dopo che il Senato accademico ha deliberato ufficialmente di iniziare il percorso universitario sin dal primo anno nel capoluogo della Marca, dove da tempo sono attivi i corsi di laurea in giurisprudenza e alcune professioni sanitarie. L'Ateneo Patavino ha già investito a Treviso e continuerà a farlo, spiega la prorettrice, alla luce anche dell'efficace esperienza che vede gli studenti del triennio clinico di Padova, su base volontaria, frequentare in gruppi di 50 i corsi in città. Si è pensato di approfittare di questa fruttuosa esperienza e far partire quindi un corso di medicina e chirurgia fin dal primo anno. Il momento è propizio perché in questo momento anche da parte del territorio c'è molta collaborazione. Sia il governatore Zaia che il sindaco di Treviso Conte, con i quali è già stato avviato un dialogo, hanno sposato con entusiasmo il progetto. Il corso dovrebbe partire con una 60ina di studenti, ancora molti gli aspetti da definire, a partire dalla sede che dovrà ospitare le lezioni. Sicuramente il distretto è una sede idonea sia per dimensioni ma anche perché è vicino all'ospedale Cafoncello, per cui favorisce proprio questo interscambio. Oltre al nodo dunque degli spazi bisogna tenere conto anche dei tempi ministeriali per ipotizzare una data di avvio dei corsi. Se l'esigenza di avere nuovi medici, se l'apertura della città di Treviso, in effetti, ripeto, questa sinergia tra regione e città di Treviso e università va a buon fine, io mi immagino che i tempi siano relativamente brevi, per cui non per il prossimo anno accademico, ma già si potrebbe partire dall'anno accademico 2021. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi. Rieccoci in diretta. A 2 settimane dall'entrata in funzione della nuova app dei parcheggi sono già 2000 gli utenti che l'hanno scaricata e che la utilizzano. Bilancio dei primi 15 giorni di utilizzo della nuova app dei parcheggi, l'applicazione comunale che consente di verificare i posti liberi, farcisi accompagnare dal navigatore e pagare la sosta direttamente con lo smartphone. Sono migliaia i trevigiani che l'hanno già scaricata. Il vice sindaco Andrea De Checchi si dice soddisfatto. Sta andando molto bene, come tutti i sistemi che iniziano, certamente c'è bisogno di un percorso di avvicinamento, di miglioramento, di affezione alla app, quindi di abitudine all'utilizzo, però le 2 settimane sono state davvero al di là delle aspettative, nel senso che ad oggi abbiamo circa 2000 app scaricate, quindi in 15 giorni è un risultato assolutamente notevole, al di là di quelle che erano le aspettative. Scaricata e naturalmente utilizzata, anche se rimangono le differenze tra i 2 sistemi operativi degli smartphone. Mi dicono che un sistema in questo momento è un po' più performante dell'altro, so che l'azienda che se ne sta occupando sta cercando di sistemare anche quei piccoli difetti che ha con uno dei 2 sistemi operativi degli smartphone, però mi dicono che oggi l'utilizzo è già a un ottimo livello. Applicazione in continuo miglioramento, affermano da Cassugana, con settembre dovrebbe entrare a pieno regime, poi verrà arricchita di funzioni. Noi ci stiamo già lavorando, quindi non escludo che entro fine anno potremo già vedere alcune funzionalità ulteriori, tipo la messaggistica, quindi la possibilità di mettere direttamente nell'app gli elementi legati a criticità della viabilità o ad alcune segnalazioni con le chiusure del traffico, gli sforamenti. Un elemento in più poi sarà successivamente quello di poter implementare con il mondo del commercio attraverso la scontistica legata al parcheggio, per quello considerato il fatto che i singoli negozianti poi dovranno interagire con l'app, ci vorrà uno studio un po' più approfondito. Qualche giorno fa abbiamo raccontato la singolare vicenda del ponte pedonale sul Sile chiuso per problemi di sicurezza, una vicenda dove al problema sulla stabilità del manufatto si somma la mancata segnaletica di possibili deviazioni, con il risultato che tanti cicloturisti, una volta giunti sul posto, non sanno più dove andare. Abbiamo portato il problema al sindaco di Silea. Ecco che cosa ci ha risposto. Signora, lei adesso dovevate passare dall'altra parte? Sì. E quindi è chiuso? Io non so, non lo so. Adesso vi tocca rifare il giro? Sì, e lui voglia giro così, ma
La scena ve l'avevamo proposta la settimana scorsa e per altri turisti stranieri e soprattutto altri epiteti si è ripetuta e si sta ripetendo anche quotidianamente. Lo storico ponticello della Restera a Valle dei Mulini Mandelli è chiuso e lo sarà per molto tempo, dicono dal municipio di Silea, competente per territorio. Non c'è un pericolo di crollo, ma c'è un pericolo di transito, quindi il ponte in pietra, se viene caricato, potrebbe avere delle conseguenze. Quindi per la sicurezza dei cittadini che transitano abbiamo preferito chiuderlo in attesa delle nuove progettualità da parte del Genio Civile, perché ribadisco che il ponte non è di proprietà del Comune di Silea, ma è sito nel territorio del Comune. Siccome sono l'autorità di pubblica sicurezza, devo sovrintendere a quella che è la sicurezza dei miei cittadini e anche degli altri cittadini. Detto questo, però, una mancanza c'è, quella della segnaletica, e questa sì è di competenza comunale. Dal municipio ammettono il disservizio e promettono interventi rapidi. E visto che ci siamo, abbiamo chiesto conto al sindaco anche dell'altro ponte, quello sui laghetti Pavan di Villa Pendola. Sentite la risposta. Abbiamo già fatto un progetto preliminare per non la ristrutturazione, ma proprio per costruire un nuovo ponte. Anche qui abbiamo un problema di risorse, sebbene appunto sia difficile stabilire qual è la proprietà, ci dovrebbe essere una compartecipazione del Parco del Sile e del Comune per il risanamento della situazione e il ripristino del ponte. Ma pare che sul fronte spese il parco sia piuttosto sordo, col risultato che alla fine pare sarà il Comune a sobbarcarsi gli oneri. Infine le ultime segnalazioni dei telespettatori: sparite le barriere anti-motocicli lungo la Greenway tra Casiere e Silea, ma soprattutto pare dismesso il famoso passo barca tra Lughignano e Cendon, che va ricordato venne inaugurato nel 2011 con un investimento da 15.000 euro, e poi la chiamano Greenway. Ed è il momento della nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Che fine ha fatto il referendum per l'autonomia di Belluno? Scomparso dal tavolo della trattativa tra Stato e Regione, il voto plebiscitario del 22 ottobre 2017 viene rivendicato dal movimento BARD, che si appella al presidente della Regione, Luca Zaia. L'autonomia del Veneto si è impantanata in un groviglio di veti contrapposti, ma questo non deve fermare il percorso di autonomia della provincia di Belluno. È Andrea Bona, neoeletto presidente del movimento autonomista bellunese BARD, a rivolgere l'ennesimo appello accorato al presidente del Veneto Luca Zaia, perché il referendum dal risultato plebiscitario votato nel giorno dello storico doppio appuntamento del 22 ottobre 2017 finora è rimasto lettera morta e la provincia di Belluno ha assoluta necessità di una forma evoluta di autonomia. E se uno decide di essere autonomista, deve essere autonomista a tutti i livelli. L'autonomia vuol dire responsabilità, come ci insegnano i nostri cugini a Bolzano e a Trento. Responsabilità esercitata a tutti i livelli, dal comune alla provincia alla regione salendo. Più piccolo è l'ente burocratico, meglio si amministra, meglio funziona e più vicino ai cittadini. Il tira e molla a livello nazionale si sta traducendo in un sentimento di presa in giro a carico dei cittadini che democraticamente si sono espressi nei due referendum per l'autonomia. Quello votato dai bellunesi è sparito dalle agende politiche nazionali e regionali e il BARD torna con convinzione a farsi sentire. L'autonomia è un cambio per tutti, un cambio di genere. Naturalmente noi rivendichiamo più risorse. Quelle che adesso ci sono nel bellunese non sono sufficienti per garantire servizi ai residenti e alle famiglie e difatti lo spopolamento è la conseguenza, nient'altro che la conseguenza di questo. Fiducia reciproca e devoluzione delle funzioni, oltre alla revisione del fabbisogno standard per il quale la provincia restituisce ogni anno allo Stato 23 milioni di euro. Una battaglia di tutti. Anche gli avvenimenti dell'anno scorso, la tempesta Vaia, l'alluvione, hanno dimostrato che o siamo organizzati o qui non sopravviviamo. I mondiali di sci 2021, banco di prova per il grande piano di prevenzione del rischio delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Disposta e coordinata dalla prefettura di Belluno, l'iniziativa ha blindato il territorio con l'intento di soffocare gli appetiti della criminalità organizzata.
Noi abbiamo stretto degli accordi con le stazioni appaltanti e abbiamo impiantato una piattaforma, un database nel quale vengono inseriti i dati che riguardano la vita del cantiere quotidianamente, e in base a questi dati noi riusciamo con una continuità a controllare se ci sono delle presenze, delle situazioni sospette. Un grande piano per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici attraverso tangenti, accaparramento di subappalti, imposizione di forniture, inquinamento delle procedure e per intercettarlo laddove questo dovesse manifestarsi. Banco di prova e cantieri aperti in vista dei mondiali di sci 2021, monitorati in un database voluto dalla prefettura di Belluno, che coordina la grande iniziativa che coinvolge la direzione investigativa antimafia, le forze di polizia, ANAS, Camera di Commercio e provincia di Belluno. Irregolarità sono già emerse nelle 69 verifiche eseguite con controlli virtuali e fisici nei cantieri operativi nel territorio provinciale. Sono accessi che hanno consentito per ora di acclarare alcune irregolarità che per il momento sono irregolarità di tipo amministrativo e nei cui confronti ovviamente si sta procedendo secondo quelle che sono le previsioni di legge con le sanzioni amministrative. Il piano, che di fatto ha blindato le porte della provincia, ha l'obiettivo di soffocare gli appetiti della criminalità organizzata stuzzicati dall'enorme giro di denaro pubblico previsto per l'organizzazione dei mondiali di sci prima e le Olimpiadi poi. E soprattutto nella fase delle esecuzioni delle opere ci possano essere degli appetiti da parte della criminalità organizzata e di imprese ad essa contigue che in qualche misura si potrebbero manifestare su questo territorio e quindi rispetto a questo rischio dobbiamo prepararci. I cantieri sono stati inseriti nel piano di controllo coordinato del territorio per garantire un costante monitoraggio a tutela della legalità. Subito dopo di noi torna 20:10, parliamo di appelli dal Veneto al governo con il segretario della CGIL di Treviso, Mauro Visentin, e l'imprenditore bellunese Paolo Gamba. Con l'edizione di Treviso ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al Meteo. Prevale il bel tempo sul nostro territorio, anche se non mancherà la consueta instabilità sui monti nelle ore centrali della giornata di giovedì 18 luglio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso sulle Alpi, dove nel pomeriggio potrebbero aver luogo anche dei temporali fin verso le pianure veronesi e su quelle vicentine. Temperature sostanzialmente stazionarie con minime tra 18 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sui settori montuosi anche con isolati acquazzoni, specie durante le ore pomeridiane. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime stazionarie tra i 26 e i 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, ma anche in questo caso non si escludono dei rovesci a partire dal pomeriggio a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo è tutto, vi lascio in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.